Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di prealpina.it. Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Caravate, dove un uomo di 43 anni è rimasto ferito in modo grave. Alcuni operai erano impegnati in esplosioni controllate all'interno di una cava quando, nonostante avessero seguito i protocolli di sicurezza previsti, uno di loro è stato colpito alla testa da un sasso. I colleghi del 43enne hanno subito lanciato l'allarme e sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Luino, sono arrivati i sanitari. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni. E andiamo adesso a Cassano Magnago, dove un'esplosione è stata evitata probabilmente grazie all'intervento di alcuni ragazzi che all'interno dell'Oasi Bozza hanno trovato un ordigno bellico e lo hanno segnalato alle autorità. L'area è stata quindi transennata dai carabinieri e gli artificieri della Polizia di Stato hanno poi fatto brillare in sicurezza quello che è apparso come un vero e proprio proiettile di mortaio. Parlando dei giovani che hanno segnalato il ritrovamento, il sindaco Pietro Ottaviani ne ha sottolineato il grande senso di responsabilità. E andiamo ora a Varese, nessun sequestro per la palestra Life. Il giudice ha respinto infatti la richiesta degli ex soci della palestra Olympus. Questi avevano chiesto di mettere i sigilli all'attività di Via San Vito in attesa di stabilire quanto sia accaduto tra le parti dopo la mancata fusione che ha lasciato di fatto gli abbonati e gli allenatori della palestra di Masnago senza possibilità di allenarsi e lavorare. Il nostro percorso è sempre stato lineare ed onesto, ha commentato Gabriele Ciavarrella, uno dei soci di Life Wellness. Un giudice ha stabilito che le accuse mosse nei nostri confronti sono del tutto infondate e non ci sono i presupposti per un sequestro. Prova del traffico, oggi per la bretella autostradale di Varese riaperta a metà. Sentiamo com'è andata nel servizio di Adriana Morlacchi, le immagini sono di Matteo Canevari. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quel che lascia ma non quel che trova. Sembra che i varesini conoscano molto bene questo proverbio, tanto è vero che nonostante sabato abbia aperto la bretella autostradale, non sono ancora in tanti ad aver cambiato le proprie abitudini, lasciando i percorsi alternativi per tornare a prendere l'autostrada dal centro. Ma qualche risultato già si vede, soprattutto al mattino negli orari in cui i pendolari lasciano la città per andare a lavorare e dopo le 17 alla chiusura degli uffici. Anche in via Gasparotto questa mattina alle 7:50 la situazione era più scorrevole del solito. Complessivamente quindi il traffico risulta un po' alleggerito, anche se permangono alcune criticità, ad esempio in viale Borri su cui grava il restringimento della carreggiata per far posto all'area di cantiere. E le strade del centro di Varese ieri sono state attraversate dal tradizionale corteo del 1° maggio. Vediamo il servizio di Luca Spriano, le immagini sono di Blitz. Per le vie di Varese sotto la pioggia per un 1° maggio all'insegna innanzitutto della lotta per i salari e la sicurezza sul lavoro. Bandiere, striscioni e ombrelli aperti ieri in occasione della festa dei lavoratori. Ad organizzarla i sindacati CGIL, CISL e UIL. Il corteo è partito da Piazza Repubblica ed è arrivato in Piazza Montegrappa dopo aver percorso le vie del centro sotto la pioggia. Presente anche il sindaco di Varese Davide Galimberti. Durante gli interventi dal palco di Piazza Montegrappa si sono alzate forti le proteste contro le morti sul lavoro, gli infortuni, il precariato, i salari non adeguati. Forte il messaggio per un cambiamento migliorativo, per un lavoro che diventi più sicuro e più giusto. E andiamo ora a Gallarate, dove questa mattina sono stati celebrati i funerali di Dario Terreni. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta con immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Oggi la nostra città è un po' più buia, si è spenta una luce di passione civile, di impegno serio e appassionato, segno della buona politica. Queste le parole del parroco di Caenna, Don Luigi Pisoni, nell'omelia in occasione dei funerali di Dario Terreni nella parrocchiale di San Zenone a Caenna. Tantissime le persone che si sono radunate per salutare l'uomo, la clista, il politico, lo sportivo, morto domenica mattina all'età di 77 anni, che in tutti ha lasciato il sorriso e la voglia di confrontarsi. Dario, ha ricordato il sacerdote, aveva questa capacità, gli avversari non erano mai nemici. In prima fila il sindaco Andrea Cassani, infasciato ai colori, a rappresentare l'intera Gallarate. Dietro di lui il mondo politico, le associazioni, gli amici, sulla bara la bandiera delle Acli,
cui Terreni aveva dedicato tanti anni di impegno ricordati dalla presidente Rosalba Biagiotti. Poi altre 2 bandiere, quella dell'Europa e quella del Movimento Federalista Europeo, a ricordare l'uomo che coltivava il sogno di un'Europa unita in pace, un instancabile dispensatore di gioia. Questa è la definizione scelta al termine della cerimonia da Edoardo Tonetti, che tante volte aveva visto Terreni sui campi da tennis del club cittadino. Il tuo esempio vale più delle parole. Il saluto dell'amico Rufino Selmi. A Verbania i vigili del fuoco hanno salvato un nido di cigni. Vediamo il servizio di Elisa Petrocelli. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che ieri, lunedì 6 maggio, hanno salvato un nido di una coppia di cigni reali. Le uova hanno rischiato di essere travolte dalla piena di un corso d'acqua nel torrente San Giovanni a Verbania, ingrossato dopo le abbondanti piogge degli ultimi 2 giorni. Il nido, che aveva all'interno 6 uova prossime alla schiusa, stava per essere trascinato nel lago Maggiore, ma i vigili del fuoco si sono attivati subito dopo la segnalazione della polizia provinciale e il nido è stato spostato più in alto, così che la covata potesse continuare senza impedimenti. E infine lo sport, basket, la pallacanestro varese tra il salvataggio conquistato domenica e le incognite del futuro. Sentiamo il punto di Giuseppe Sciascia, le immagini sono di Angelo Puricelli. L'Opeggio si inizia a pensare al futuro dopo lo scampato pericolo in chiave salvezza. Domenica 30 aprile serata di festa per tutti con il successo casalinghe contro Scafati che ha definitivamente scongiurato il rischio di retrocessione grazie anche al tiro da 5 punti messo a segno dagli avvocati in Corte d'Appello. Ora si attendono le motivazioni della sentenza di secondo grado per valutare l'eventuale ricorso al CONI, che comunque arriverebbe a campionato finito, scongiurando qualsiasi tipo di ipotesi di riammissione ai playoff, ma sicuramente Luis Scola vuole vederci chiaro, anche perché comunque con la sua immagine da ambasciatore FIBA ha sicuramente mal digerito l'accusa di frode sportiva, che logicamente non può essere imputata al suo operato, comunque l'operato della sua gestione. In ottica futura ci sono tanti aspetti da valutare, a partire da quell'accordo con il Peligra Group che comunque è sostanzialmente delineato in base all'offerta recapitata dagli australiani a fine marzo e che dovrebbe essere ratificata nel prossimo CDA. Sono tanti dettagli da sistemare, tante evoluzioni anche a partire dalla posizione del presidente, in questo momento Marco Vittorelli è stato comunque squalificato fino al 13 aprile 2026 e non può esercitare ulteriormente i suoi poteri, e poi c'è il discorso squadra con i tanti giocatori messi in luce quest'anno a partire da Colby Ross, MVP assoluto della giornata numero 29, per lui prospettive di alto livello per quanto riguarda il suo futuro. C'è anche Matt Brasi da valutare, il contratto 1+1 con il tecnico dell'Arizona a uscita per entrambi e la possibilità che qualcuno dall'NBA possa richiamarlo è comunque concreta. E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19, una buona serata.